Buongiorno, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Ore 13. Oggi parleremo di violenza sulle donne e di strategie di intervento. Se volete chiamarci potete farlo al numero 0422 16 26 798. Lo faremo con le nostre tre ospiti che vi presento subito. La Orietta Lucato, coordinatrice pronto soccorso ospedale Cafoncello di Treviso, buongiorno. Buongiorno a lei. Monica Inio, psicoterapeuta, coordinatrice telefono rosa di Treviso, buongiorno anche a lei. E giovanissima Shana Carrara, giusto? Fotografa. Buongiorno. Buongiorno. E con lei poi parleremo di un progetto, in realtà, un progetto che ha realizzato lei. Esattamente. Però iniziamo con la violenza sulle donne. Si parla di violenza sulle donne, si parla di un problema di salute pubblica. Perché? Un problema di salute pubblica, vorrei aggiungere un'emergenza sociosanitaria, quindi un'emergenza nel mondo, e se permette io vorrei leggerle per non vorrei sbagliare i termini corretti che ha dettato l'OMS. E quindi si parla che a livello mondiale si stima la violenza di genere sia una causa di morte o disabilità per le donne in età riproduttiva altrettanto grave del cancro e una causa di cattiva salute, più importante degli effetti che hanno gli incidenti stradali e la malaria combinati insieme. Quindi vede che ha un impatto molto importante a livello mondiale. Questa chiaramente è una definizione dell'OMS che dà a livello mondiale. In Italia comunque noi non ci allineiamo al resto del mondo purtroppo, e quindi si stima che siano stati spesi nel 2016 16.000 miliardi per le vittime di violenza, e è inteso come una spesa globale chiaramente che comprende le visite mediche. Infatti sono in aumento gli accessi ai pronti soccorsi delle donne vittime di violenza, e il costo dei servizi sociali, dei servizi di polizia, perché intervengono le forze di polizia, l'accoglienza e l'ospitalità, che poi insomma è un tema che spiegherà la dottoressa Inio. Certo. L'intero costo del sistema sociosanitario, quindi anche l'aspetto economico rispetto alla donna che non lavora, perché chiaramente il maltrattante cerca di togliere dal proprio contesto familiare ma anche lavorativo, e poi quando ci sono i figli è chiaro che il costo, se mi permette, insomma, se parliamo di costi aumenta. Ecco. Certo. È un fenomeno più che mai attuale, i casi ormai non si contano, si parla di violenza di donne ma si parla anche di femminicidi tantissimi, soprattutto negli ultimi anni qua in Italia. Le donne sono più consapevoli, secondo lei, della violenza, cioè denunciano maggiormente? I dati emersi negli ultimi anni, quindi l'aumento delle donne che accedono ai centri di violenza e pronto soccorso, sono aumentati. Sono aumentati perché c'è una maggiore consapevolezza, ma appartengono a quel numero oscuro, quindi di fatto non è aumentata, si dice, la violenza, ma sono aumentate la consapevolezza e quindi quantomeno l'accesso, se non la denuncia. Ecco. Quello che spesso manca alla donna è proprio la consapevolezza che ciò che sta vivendo è un reato. La violenza va nominata, sappiamo che è un fenomeno trasversale appartenente a tutte le classi sociali, e quindi è importantissimo in ogni caso focalizzarsi anche sulla violenza psicologica, che per noi è importantissima, perché molto spesso le donne ci dicono: preferirei poter dimostrare dei segni sul mio corpo visibili, certo. E invece la violenza psicologica, che appartiene a tutte le forme di violenza, sia alla fisica, alla sessuale, certo. Alla violenza economica, è sempre accompagnata, ma quando i casi sono solo di violenza psicologica, e secondo noi è in aumento, la donna fatica a denunciare perché ha paura di non essere creduta. Dopo io tornerò un attimo perché c'è una telefonata. Buongiorno. Pronto? Buongiorno. Buongiorno a lei conduttrice e alle sue ospiti. La ringrazio, buongiorno. Io volevo parlare di una violenza che
secondo molti non è percepita, invece io la percepisco come tale, a mio modesto parere, di persona che non conta nulla. Questa è la prima violenza che si fa sulle donne, è la violenza di dire io lavoro quando una è fuori casa e non portare mai alla ribalta il lavoro quotidiano di una casalinga a disposizione della famiglia 24 ore al giorno e che non è né monetizzata né portata alla ribalta, eccetera. A mio modesto parere questa è la prima violenza che si fa alle donne e chiedo alle donne cosiddette in carriera che si diano veramente da fare e che magari portino alla ribalta in Parlamento una legge che monetizzi il lavoro della casalinga. Grazie. La ringrazio, grazie signora. Questo ovviamente è un altro tipo di... Sappiamo però che il diritto di famiglia, certo, perché c'è un articolo specifico, la donna in casa, quindi la donna casalinga e certo, mamma, ha esattamente gli stessi diritti di una donna che lavora fuori casa. Esatto, ed è quello che diceva la signora, purtroppo non viene riconosciuto, per cui dice questa già è una prima... importantissimo. Esatto, certo. Invece parlavamo di violenza psicologica e parlavamo del fatto che la donna ha paura perché non può dimostrare nei segni e nel corpo di essere stata... Sì, certamente, perché la violenza psicologica arriva dopo un lunghissimo periodo di denigrazione, sminuzione e procura una caduta dell'autostima, ma a un certo punto la donna si riconosce nella visione che l'uomo dà di lei e quindi si sente in questa modalità, pertanto fatica a denunciare, fatica anche a essere creduta. Ha paura di non essere creduta. Lei diceva sono in aumento questi casi di violenza psicologica o di donne che denunciano questo tipo di violenza? Sì, molto. C'è la consapevolezza in questo. Della violenza psicologica, noi abbiamo come centro antiviolenza molti accessi all'anno, poi darò anche i dati anche a livello comunque dei centri della provincia del Veneto, ma è importantissimo, abbiamo circa un 200 accessi all'anno nelle medie di questi ultimi anni e abbiamo moltissima violenza psicologica, poi leggerò eventualmente i dati, violenza fisica, violenza sessuale, violenza economica. Calcoliamo che la violenza sessuale è un reato anche all'interno della famiglia, all'interno di un rapporto non consenziente. Le donne però hanno paura a denunciare, questo è ancora un tassello molto importante. E poi ne parleremo però solo e c'è una mancanza probabilmente legislativa, oppure c'è la legge però a volte... Le leggi ci sono, la donna teme che poi non vengano applicate, per cui vi sono stati dei casi, porteremo anche degli esempi eventualmente dopo, di violenze fisiche molto gravi e poi quando è stato il giorno del processo le donne si trovano al processo, quindi nella giornata in udienza, a fianco dell'uomo comunque che non avrebbe dovuto essere maltrattante, quindi in quei casi come operatrici del centro antiviolenza noi accompagniamo a volte le donne proprio in tribunale. Negli Stati Uniti vi sono delle agenzie che accompagnano la donna il giorno prima, la accompagnano anche, le spiegano cosa accadrà. Qui la donna, la vittima, è molto abbandonata qui in Italia, quindi vive una seconda vittimizzazione molto spesso. Ecco, io con lei vorrei parlare di un'altra cosa, perché la prima tappa della violenza, quella purtroppo fisica, è proprio in ospedale e voi avete fatto dei corsi importanti per formare il personale. Certo. È partito da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2016, uno stanziamento di fondi per formare a tappeto e con altri progetti poi formativi anche nelle scuole, ma per quanto ci riguarda un progetto formativo fatto a tutti i pronti soccorsi, ai 118, ai medici di base, a varie figure, ai farmacisti, a varie figure che chiaramente interagiscono e trattano il fenomeno della violenza. È stato fatto, questo progetto è stato realizzato dal CREU, che è il Centro Regionale Emergenza Urgenza, e la dottoressa Vettore Mezzocolli hanno creato un gruppo di lavoro.
ci hanno formato, infatti io faccio parte di questo gruppo, sono un direttore di corso, e assieme a dei professionisti che sono appunto la dottoressa Inio, con cui abbiamo fatto mi pare una decina di corsi, no? Solo a Treviso, solo nel distretto di Treviso, perché questi corsi hanno preso tutta la regione, quindi tutto del personale che appunto che le ha nominato della regione, ecco, quindi abbiamo ricevuto a nostra volta una formazione che abbiamo elargito chiaramente ai nostri colleghi e abbiamo visto notevoli, insomma, abbiamo avuto notevoli soddisfazioni, possiamo dire così, perché è importante insomma di una donna che ha già subito una violenza rapportarsi con un medico, certo, un infermiere o che abbia insomma una conoscenza certo, di certo, cosa sta capitando, che non è facilissimo. Diciamo che questo progetto insomma, ha portato molti frutti e abbiamo sviluppato quella che si chiama anche in gergo insomma, nostro la rete proprio creata dai vari servizi che poi vanno a interagire con la donna, quindi abbiamo migliorato sotto tanti aspetti, l'aspetto del centro antiviolenza in primis, perché giusto Monica, non ci conoscevamo e ci siamo conosciuti, abbiamo approfondito e a volte ci sentiamo settimanalmente, se non anche giornalmente, su alcuni casi, sul migliorarci. E addirittura avete realizzato una corsia preferenziale per queste donne che si chiama Codice Rosa. Questo sì, questo fa parte di una legge che disciplina il triage, il sistema di triage, che è una legge regionale, la 1888 del 2015, la quale ci disciplina come sistema di accesso al pronto soccorso, perché dobbiamo decidere chi far entrare per primo e diciamo che abbiamo dei codici colore che sicuramente la popolazione conosce, sta conoscendo, che è il rosso, il giallo, il verde e il bianco, quindi la donna vittima di violenza purtroppo può essere un codice rosso ma può essere anche un codice bianco, ma all'interno dei codici colore che permettono un'entrata prioritaria noi abbiamo delineato, cioè la legge ha delineato un codice rosa che è una corsia preferenziale, diciamo in termini molto semplici, cioè un percorso, è un percorso che viene dedicato appunto alla donna vittima di violenza, quindi entrerà per prima e verrà messa in un contesto adeguato e con un setting anche appropriato, ecco. I corsi sono stati effettivamente molto positivi, hanno dato degli esiti, il fatto di esserci conosciuti ha rafforzato quella rete già preesistente, comunque che già funzionava nella provincia di Treviso con le forze dell'ordine, con i servizi sociali. Ricordiamo che a Treviso c'è anche una casa rifugio, quindi abbiamo la possibilità di inserire le donne in pronta accoglienza, quindi in una situazione di rischio grave, perché quando una donna accede al centro antiviolenza, quella che viene fatta subito è la valutazione del rischio, cioè la donna ha un rischio medio, basso, alto, se il rischio è alto ovviamente bisogna porre subito delle soluzioni immediate e quindi l'uscita dal nucleo familiare, quindi viene inserita in una pronta accoglienza. Quanto rimangono nella pronta accoglienza una volta che... Allora, in pronta accoglienza la donna rimane 10 giorni, lì entro 3 giorni viene fatta la valutazione del rischio attraverso il protocollo SARA, che è il protocollo che usiamo, poi la donna entro alcuni giorni si riunisce il tavolo tecnico formato dalle operatrici di casa rifugio, un'operatrice del centro antiviolenza che presenta la donna, quindi se la donna viene presentata dal centro antiviolenza di Treviso siamo presenti noi. E lì gli assistenti sociali, il comune di residenza della donna, ovviamente nella quale la donna risiede, e lì viene valutato il suo accesso in casa rifugio. In casa rifugio potrà rimanere 3 mesi, dopodiché alla fine verrà valutato se può esserci un'eventuale proroga, però in quel periodo viene messa in sicurezza, vengono attivate tutta una serie di, ovviamente viene rafforzato l'empowerment della donna e tutto ciò che può essere utile se vi sono dei figli che sono comunque, ricordiamo che i figli sono vittime di violenza assistita, quindi... Ci fermiamo un attimo solo perché c'è la pubblicità e poi torniamo in studio. Milione.
Siamo tornati in studio, ore 13, stiamo parlando di violenza sulle donne, potete chiamarci e fare domande alle nostre ospiti allo 0422 16 26 798. Stavamo parlando con lei della casa rifugio, delle donne che vengono. Sì. Intanto quanti casi ci sono nell'ultimo anno? Allora, leggo i casi delle donne prese in carico, che sono i dati appunto che abbiamo portato anche negli incontri, questi sono i dati del CREU. Quindi nel Veneto nel 2016 sono stati 2711, sappiamo che nella provincia di Treviso i centri antiviolenza sono 4, quindi il centro antiviolenza di Treviso, Vittorio Veneto, Montemelluna, Castelfranco. La fascia di età è di 41-50 anni, quindi le donne che accedono al centro hanno una prevalenza, la media più alta è 41-50 anni, sono l'80% di origine italiana e il 20% di origine straniera, sono principalmente coniugate, comunque coniugate o conviventi. Il titolo di studio, questo è un dato importante, il titolo di studio è un titolo medio-alto, quindi usciamo un po' dallo stereotipo in quale immaginiamo che l'uomo violento sia un uomo di bassa cultura, ignorante, malvestito. No, l'uomo maltrattante è un uomo che appartiene, il titolo di studio sia per la donna che per l'uomo è medio-alto, quindi scuola superiore di secondo grado, laurea. Quindi il 60% ha un grado di istruzione medio-alta. È un dato questo che fa pensare. Fa pensare. Prima si pensava che invece fosse una persona che magari non aveva studiato, non aveva una cultura, adesso invece emerge un'altra cosa. Sì, noi abbiamo anche come centro antiviolenza, con l'aiuto di un giornalista della Tribuna, scritto 6 storie di donne. Di cui adesso gliele chiederò, però ci fermiamo un attimo perché sì. c'è una telefonata. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sono Roberto e chiamo da Gorgo al Monticano. Buongiorno. Io volevo farle una domanda, no? Siccome voi parlate che bisogna fare sempre dei corsi di aggiornamento per le donne, ma a questo punto non bisognerebbe fare un corso di aggiornamento per noi altri uomini che non sappiamo trattare bene le donne? Faccio una domanda provocatoria e penso che sia giusta questa. La ringrazio. Grazie. Grazie a lei. Allora, la violenza sulle donne è un problema dell'uomo e non è un problema della donna, su questo siamo tutti d'accordo, quindi non dovrebbe essere la donna che esce va in casa rifugio, dovrebbe essere l'uomo che viene portato via. Ma su questo, ecco, e in questo caso, mi scusi, sì. allora le faccio io la domanda che forse probabilmente voleva fare il telespettatore. Una donna che viene portata in casa rifugio, quindi che ha subito una violenza, l'uomo poi non può seguire un percorso? Allora esistono, oggi si lavora molto partendo, abbiamo fatto anche noi come operatrici del centro antiviolenza di Telefono Rosa un corso con il CAM di Firenze che si occupa di uomini maltrattanti, non che noi non trattiamo l'uomo, la Regge regionale ovviamente, noi siamo tutto personale femminile, certo. Vieta la mediazione perché la Convenzione di Istanbul vieta la mediazione perché sarebbe impostata in un rapporto asimmetrico, quindi però qui a Montebelluna esiste il centro di cambiamento maschile nel quale l'uomo frequenta un corso, non è un percorso di psicoterapia, certo. È un percorso, sono dei gruppi di automutuo aiuto, è un gruppo di automutuo aiuto per uomini che agiscono violenza nei confronti delle donne e quindi è un percorso importante, è un percorso che va sviluppato perché ricordiamo che l'uomo maltrattante non è un uomo che ha un disturbo di personalità, nella maggior parte dei casi è un uomo perfettamente sano e questi sono percorsi importantissimi, certo che noi inviamo sempre quando è possibile. E poi le chiederò se l'uomo aderisce a questo tipo di corso, ma prima c'è un'altra telefonata. Buongiorno. Buongiorno, sono Giusy, a lei il suo ospite. Buongiorno. Allora, noi diciamo che quando succedono queste cose la donna insomma deve andare a denunciare, però lo sappiamo tutti che dopo aver denunciato non puoi rientrare a casa, devi entrare subito in casa rifugio, perché come è entrata, ma se il marito ti chiede dove sei stata, ma guardate voi, ma come può agire il marito? Allora dovrebbero subito entrare in casa rifugio, non possono entrare a casa
dopo aver denunciato il marito. È questo che voglio dire. La ringrazio. È molto difficile. Certo. Vi ringrazio. Grazie a lei. No, allora, quando una donna accede al centro antiviolenza, quello che viene fatto subito è la valutazione del rischio, perché noi già, certo, l'operatrice che già riceve la telefonata può trovarsi in situazioni di pericolo di alto certo rischio. Ad esempio, sono sotto al centro, lui mi sta seguendo, sono a casa, mio marito dorme, lui mi ha sequestrato il cellulare, lui adesso sta dormendo, io ho preso il suo cellulare, il bambino piange, ha picchiato me. Quindi i consigli devono essere immediati, cioè certo, signora si chiude in bagno, chiami le forze dell'ordine. In quel caso intervenite subito, fate intervenire le... Chiami le forze certo, dell'ordine, questo certo, consigli. Oppure nel momento del primo accesso, quindi certo, quando la donna viene ricevuta dall'operatrice di accoglienza, anche lì c'è una valutazione del rischio successiva se non è emerso già nella prima telefonata. In quel caso vengono date le indicazioni, ovviamente. Ci è capitato anche un venerdì pomeriggio, perché il venerdì pomeriggio i servizi sociali sono chiusi e quindi comunque accedono molto facilmente a noi, di trovarci in situazioni di emergenza. Gliene dico una che è capitata non meno di 2 mesi fa, nel quale la donna si è presentata con i suoi bambini, era in una situazione di alto rischio, è stata attivata la pronta accoglienza, la donna è entrata in pronta accoglienza, quando la donna è in pronta accoglienza viene inviato un telegramma all'uomo, quindi c'è la massima tutela in questo, altrimenti nei quindi casi meno gravi... sì. Ecco, un messaggio diceva all'uomo. Sì, viene inviato un telegramma, viene avvisato, guardi esatto, che non la cerchi, che sua moglie è in casa, poi si occupa tutto, ovviamente le operatrici di casa rifugio hanno tutto un protocollo che loro seguono, il nostro compito è quello di segnalare i casi che possono essere. Quali sono le reazioni dell'uomo a questi telegrammi? Sa che l'uomo esiste nella relazione il ciclo della violenza di esatto, Walker, no? Il cerchio della violenza prevede una fase agita nella quale l'uomo attua un percorso di isolamento della donna, vi è poi una fase agita nel quale l'uomo agisce violenza nei confronti della donna, ecco che la donna accede al pronto soccorso, accede alle forze dell'ordine, accede in un centro antiviolenza, poi noi abbiamo, le donne ci raccontano, io sono contenta, sento che sono arrivata qui, mi sento protetta perché la sentono questa rete intorno a lei, i servizi certo, sociali, casa rifugio, tutto. E però poi c'è la fatidica fase della luna di miele. La luna di miele ha una fase nella quale l'uomo torna buono, porta i fiori, piange, si pente. E purtroppo molte donne, non molte, ma alcune... quello è un momento ad alto rischio perché certo, è quello il momento nel quale la donna ritira la denuncia. E ritorna a casa. E sappiamo che noi dobbiamo rispettare i tempi certo, della donna è al centro certo, e quindi quello... Ci rifermiamo un attimo per una piccola pausa pubblicitaria, poi torneremo qui in studio. .org. Rieccoci in studio, ore 13, parliamo di violenza sulle donne, vi ricordo ancora il numero per poterci contattare che è lo 0422 16 26 798. Però prima di tornare a parlare di donne e di violenze vorrei parlare Shana, ecco, ho sbagliato io il nome, l'avevo detto prima, Shana, giovanissima, fotografa. Esattamente. Tu hai pensato un progetto che si chiama Balliamo da Sole. Esattamente. Perché? Sì. E di che cosa si tratta soprattutto? Balliamo da Sole è un progetto che ho iniziato nel 2012, quindi parecchio tempo fa, ed è stato inizialmente un percorso su me stessa, perché è iniziato con degli autoritratti tramite i quali io avevo bisogno di una rivincita, una rinascita, perché ho avuto un incidente che mi ha cambiato il corpo e quindi avevo la necessità di rivedermi donna, femminile. E poi col tempo ho pensato che questo progetto di fotografia terapeutica potesse essere utile anche alle donne, perché di fatto le cicatrici che vengono lasciate nel corpo, anche nella mente da vari eventi, che possa essere anche il body shaming, e quindi queste critiche che ci autofacciamo o che le stesse donne a volte si rivolgono l'una all'altra,
avevano appunto bisogno di essere un po' guarite e viste anche in positivo, di farle insomma fiorire, certo, perché è necessario vedersi secondo me da un punto di vista esterno, con occhi diversi da quelli con cui ci guardiamo ogni giorno allo specchio, essenzialmente. Ecco, tu hai nominato il body shaming, che sarebbe? Esattamente, sono quelle critiche che facciamo al corpo perché è troppo magro, perché è troppo grasso, perché una donna magari decide di non depilarsi le braccia, ad esempio, o perché zoppica, come nel mio caso, ad esempio. E quindi io vado un po' a lavorare sull'autostima e sull'idea di vedersi comunque bella con i propri difetti, che ci fanno diventare uniche, essenzialmente. E come rispondono le ragazze, le donne a questo? Con piacere, con occhi diversi, poi anche riguardandosi nelle fotografie, perché si vedono proprio rinate e quindi iniziano un percorso di rinascita personale e quindi è sempre bello poi rivedere le loro reazioni, ecco, e nel rivedersi. Quali sono le donne, le ragazze che vengono a te, che cosa ti chiedono maggiormente? Qual è il problema maggiore che tu riscontri? L'autostima. Secondo me è proprio alla base. Che viene tolta da qualcun altro però. Esatto, da qualcun altro, che può essere appunto anche la società stessa, perché ci dà dei canoni estetici ai quali dobbiamo sempre arrivare, però di fatto chi è che può decidere che cosa è bello, qual è la bellezza, quali sono i canoni? E nessuno dovrebbe, e quindi è questo il punto un po' del progetto, è un'ode alla donna e alla vita stessa, alle guerriere, alle sopravvissute, e quindi il mio obiettivo è poi creare bellezza attraverso le storie che mi vengono raccontate, storie comunque di vita vera e che secondo me hanno necessità di essere sentite ed ascoltate da tutti. Una storia che ti viene in mente sopra le altre, una che ti è rimasta impressa? Potrebbe essere di una ragazza che dopo un periodo difficile, sono un po' generica perché certo, mi sembra corretto, ha avuto dei problemi alimentari e quindi ha dovuto fare un percorso ovviamente seguito da una psicoterapeuta, perché appunto la mia non è una terapia, ma può essere affiancata, e quindi è riuscita poi ad accettare il proprio corpo, rivedendosi di nuovo come poi io la vedo, perché oggettivamente quello che gli altri vedono a volte è la verità, diverso da quello che poi noi pensiamo di noi stessi. Quindi questo. Grazie. Quindi ovviamente qui parliamo di un altro campo, di un'altra cosa, di un altro tipo di problematica, che però insomma io vedo in onda delle foto che sono, ecco, le sto vedendo ora. Esattamente, questo è un progetto che sto realizzando assieme ad una naturopata, che si tratta di un percorso sull'autostima, e quindi sarà una giornata al femminile durante il quale cercheremo di far vedere alle donne qual è la loro vera immagine, che a volte è spesso difficile da accettare o comunque da considerare vera. Quindi se qualcuno volesse intraprendere questo percorso, nel mio sito ci sono tutti i dettagli su questa giornata al femminile, ecco. Che età hanno le persone che vengono da te più o meno? Partiamo dalla mia età, quindi sui 30 anni, oltre fino ai 40, quindi sono donne mature, ecco. Invece parliamo di casi tutt'altro purtroppo completamente diversi. Ne parlavamo prima, diceva di questi casi, di questi 6 casi, 6 storie. 6 storie, ci racconta qualcosa? Una storia significativa che leggevamo anche nei corsi di formazione con la scuola di sanità pubblica è la storia di una donna che per tanti anni ha subito violenze fisiche, psicologiche, sessuali, e che il marito comunque apparteneva a una classe sociale medio-alta e occupava un ruolo di rilievo. La situazione economica era ottima in casa, lei era casalinga e ha accettato, il ciclo della violenza si ripeteva sistematicamente, per cui ogni volta che lui poi la portava in vacanza, portava i fiori, la portava a cena fuori, il ciclo era lo stesso, quindi il copione era lo stesso. A un certo punto lei ha avuto un accesso al centro antiviolenza,
ha avuto una serie di incontri che da noi vanno da 3 a 5 incontri in media, alcuni poi proseguono con un percorso di psicoterapia breve, noi siamo tutte psicoterapeute e tutte le psicologhe sono psicoterapeute e lentamente ha avuto quel percorso di consapevolezza, ha aumentato l'autostima, ha aumentato, quindi ha lavorato su se stessa e un bel giorno è uscita di casa e quindi lei dice quello che ha sentito principalmente, di aver riacquistato la sua dignità di donna, di persona, è uscita dalla violenza ed è uscita, quindi è un caso positivo che è finito bene, perché noi sappiamo che se vogliamo parlare di violenza assistita, le donne, abbiamo un'alta percentuale di donne che hanno donne maltrattate con figli minori anche non maltrattati, ma nel momento nel quale assistono alle violenze, alla conflittualità tra i genitori, del padre sulla madre nello specifico, porteranno a breve, medio e lungo termine, pagheranno delle conseguenze molto gravi, perché la violenza assistita procura le stesse conseguenze dell'abuso e del maltrattamento, per cui se un bambino viene abusato o picchiato o assiste alle violenze tra i genitori, comunque i danni possono essere molto gravi fino alla psicopatologia adulta, quindi in età adulta, oltre che proporre nel suo copione di vita, quindi assumere il copione di vita che ha imparato in casa a livello transgenerazionale e quindi in una futura relazione adulta proporre lo stesso copione. Quindi. Lei prima ci diceva ci sono donne che purtroppo rientrano poi nell'ambito familiare dopo la denuncia. Che cos'è che le porta? Allora, la donna spesso, cosa frena la donna alla denuncia? Ne abbiamo parlato tanto anche ai corsi di formazione, ai quali Telefono Rosa come centro antiviolenza ha partecipato con 2 psicologhe e una avvocata. Cosa porta la donna? La donna ha paura principalmente di perdere i figli, quindi che le vengano portati via i figli, soprattutto se non ha un'indipendenza economica. Per cui l'alternativa io non ho soldi, dove posso andare? Ma soprattutto ha paura dei tempi della giustizia, ha paura che un domani comunque non vi sia, le pene ci sono ma manca la certezza della pena, e questo purtroppo è un dato di realtà che le porta ad avere paura, ecco, paura di un ritorno, donne che comunque subiscono stalking. Sappiamo che la separazione, il momento della separazione rappresenta il momento di maggiore rischio per la donna, ed è per questo che bisognerebbe intervenire in epoche molto arcaiche. E si sta lavorando proprio su Noi questo? facciamo percorsi di progetti di formazione nelle scuole a 360 gradi, le scuole secondarie di primo e secondo grado, e si lavora anche, la Convenzione di Istanbul vieta la mediazione familiare ai centri antiviolenza, ma la stessa Convenzione di Istanbul che invita gli operatori dei centri antiviolenza, operatori dei servizi sociali a proporre progetti sulla gestione non violenta del conflitto, per cui noi sappiamo che il conflitto si alimenta e si autorigenera da solo. A un certo punto la coppia non è più in grado di gestirlo senza una figura neutrale che funga da traghettatore di bisogni, perché di bisogni stiamo parlando, bisogni che non attengono riconoscimento e che causano una frustrazione. A livello della coppia questa frustrazione e questi conflitti nel corso degli anni possono portare alla violenza, quindi in una forma di prevenzione bisognerebbe intervenire molto prima, al sorgere e al nascere della conflittualità. Però adesso insomma i giovani sono più disposti a mettersi in discussione, perché siamo arrivati a delle statistiche veramente pesantissime di una separazione ogni 3 matrimoni, di separazioni e divorzi con bimbi molto piccoli, di 1 anno. Capirà che qui la situazione è gravissima, perché se la simbiosi è materna e quindi una mamma fatica a pensare che il 50% del bambino andrà con il papà, è diritto anche del padre di stare con l'altro 50%, quindi vi sono situazioni nei quali entrambi i coniugi, i partner hanno ragione, ma su questo bisogna lavorare in un'ottica di prevenzione. Sta cambiando un po' la cultura su questo? Allora è proprio un cambiamento storico, non siamo la vecchia cultura patriarcale con un rapporto che prevedeva un rapporto di subordinazione della donna all'uomo,
deve lasciare spazio a un cambiamento. Il ruolo della donna e della società nel corso degli anni e soprattutto l'inserimento della donna nel mondo lavorativo ha creato un cambiamento. L'uomo, questo cambiamento, l'uomo che esce dagli stereotipi, io lo riporto sempre perché mi piaceva tanto, ma l'uomo forte che non deve chiedere mai, il ruolo dell'uomo. L'uomo spesso non sa, lo vediamo nei ragazzi, nelle scuole, non sa argomentare. Facciamo sempre dell'esempio che comunque è l'esempio che facciamo anche con la donna della comunicazione. È come quando portiamo un bambino, un neonato che non sa parlare, quindi cerca di farsi capire, vuole il latte, mamma non arriva, a un certo punto urla, piange, batte i denti, diventa cianotico, e questo è un po', bisogna imparare a esprimere i bisogni, e quindi si parla di alfabetizzazione emotiva, quindi anche questo è un progetto che una nostra operatrice porta da tanti anni nelle scuole, alfabetizzazione emotiva. Diamo il diritto a questi bambini, a questi maschietti, di poter piangere, non per questo sono meno uomini. Parlavamo prima del fatto che le donne arrivano, che è la prima, possiamo dire, tappa della donna. Come viene accolta la donna in pronto soccorso? Viene accolta al triage, come insomma conoscerete, insomma, se avete sicuramente avuto un accesso ai pronti soccorsi, che stiamo modificando dal punto di vista strutturale, ci stiamo mettendo un po' in ordine, e il prossimo mese ci faranno dei lavori, quindi lo chiuderemo questo triage dal punto di vista però sonoro. Però nel momento in cui l'infermiera inquadra perché a volte non sempre la donna chiaramente si esprime, anzi la maggior parte delle volte lo capiamo noi, insomma, da professionisti formati cioè vengono esperti, senza dire che cosa è accaduto. È raro che una donna, non mi è mai capitato che venga una donna e ci dica sono vittima di violenza, ecco, o molto raro, e quindi viene per sintomatologie a volte aspecifiche, il cardiopalmo, cioè sento il cuore che batte, non riesco a digerire, ho un dolore al polso e magari poi ha una frattura, quindi non esplicita mai. In una fase successiva, con un setting appropriato, ecco che esce poi, insomma. C'è una frase importante che dice: come si fa a capire se una donna è vittima di violenza? Glielo si deve chiedere se lo si sospetta. E come diceva la dottoressa Inio, bisogna chiamarla con il proprio nome, ecco. Però curiamo il setting, e quindi nel momento in cui la identifichiamo al triage la portiamo dentro. A proposito di questo, mi collego anche al fatto di questo cambiamento nei giovani. Noi abbiamo, tu lo sai Monica, che sei stata contattata da due associazioni che sono Rotaract e Interact, e sono due associazioni di giovani, giovanissimi, e quella che insomma la presidente, perché hanno loro anche tutta una loro struttura, ha 16 anni, Interact, e ci fanno veramente un grande regalo in questo senso. Voi che sapete che la sanità, insomma, a volte non ha sempre le finanze, ci sta facendo un grande regalo, lo lascio un po' una sorpresa perché è giusto che per loro sia così. Ci stanno creando una stanza, insomma, per le vittime di violenza, quindi poi ci sarà una successiva fase. Dove quindi accogliere. Certo. E loro ci donano, insomma, questa stanza che è sempre all'interno del pronto soccorso e che è deputata appunto all'accoglienza della donna. Poi le chiederò un'altra cosa, perché adesso c'è la pubblicità, le chiederò anche cioè il fatto che sia una ragazzina di 16 anni presidente di questa associazione, insomma, ha un... Certo, sono due associazioni, loro hanno giovanissime. Tutto giovani, giovanissimi e giovani. Francesco è l'altro di Rotaract, ha intorno ai 30 anni, quindi però proprio perché mi volevo collegare a quello che diceva Monica, che dobbiamo costruire molto all'inizio, cioè proprio sui giovani, e questo lo dimostra la loro sensibilità e questo progetto che è encomiabile. E per noi chiaramente della sanità, pure che a volte mancano le finanze, o comunque insomma le dobbiamo indirizzare in altri contesti, è importante questa stanza da dedicare. Nel frattempo comunque noi la vittima la portiamo all'interno e la trattiamo. La ringrazio, ci fermiamo un'altra volta, c'è la pubblicità. A 3. Siamo tornati nuovamente ore 13, stavamo parlando
dell'accesso delle donne al pronto soccorso, di come venivano accolte, ma anche delle, tra virgolette, giustificazioni che a volte mettono le donne per non far riconoscere la violenza, tipo forse quella classica: sono caduta dalle scale. Certo, quasi mai le donne viene esplicita il motivo vero e proprio della violenza, e quindi deve essere l'operatore, in questo caso l'infermiere, insomma in triage ci sono infermieri esperti formati, e che deve essere tramite la visione e la valutazione della donna, capire appunto se il motivo di accesso può essere correlato a una violenza. E abbiamo la possibilità di vedere se la donna ha avuto altri accessi per lo stesso motivo. Di solito si stima che le donne vengono ripetutamente 3-4 volte in più delle altre donne per gli stessi motivi, quando sono vittime di violenza, quindi hanno più accessi. Certo. È una richiesta di aiuto comunque, certo, che dobbiamo contemplare, dobbiamo sapere cogliere. Vengono per esempio vestite moltissimo d'estate, fa un caldo pazzesco e loro sono coperte troppo, perché devono nascondere i lividi, devono nascondere le bruciature di sigarette oppure i traumi, le fratture. Insomma, abbiamo anche ultimamente avuto delle fratture importanti su delle donne vittime di violenza, e quindi è l'infermiere che deve avere delle conoscenze che abbiamo cercato di dare con questi corsi. Infatti durante questi corsi abbiamo visto anche dei video che sono stati dei video girati, insomma, certo, da attori che hanno simulato, e quindi abbiamo potuto vedere come si presenta la donna, che si presenta una donna sempre molto timida, molto su se stessa, che prima dice una cosa poi magari la cambia. Certo. Infatti è bene sempre ripetere magari la domanda, perché si riesce a cogliere questo aspetto, che è paura, che è certo, essere pudica rispetto al raccontare il suo vissuto. Bisogna avere un setting molto particolare, lasciare il tempo della donna, certo, e lasciargli il tempo di esprimere appunto le proprie problematiche. Shana, ho detto giusto il nome stavolta. Tu sei giovane, che cosa pensi? Cosa ti fa capire? Cosa pensi di quello che... Credo che ci sia un problema alla base, cioè dobbiamo crescere appunto delle donne che capiscano la differenza tra essere amate e tra essere possedute, e quindi capire che valgono, e quindi che un uomo che le ama le lascia libere, che un uomo che le ama le supporta nelle loro scelte, che gioisca con lei, insomma, dei propri valori. E quindi credo che sia importante appunto crescere delle donne consapevoli del proprio valore, come dicevo appunto, ma anche degli uomini, quindi chi ha dei figli, che siano consapevoli di avere delle compagne accanto, e quindi certo, non di avere una proprietà, ecco, certo, diciamo così. Pare insomma sicuramente una giusta riflessione questa. Assolutamente, assolutamente. Lei prima parlava di comunicazione invece. Sì, la grande differenza fra i centri antiviolenza e un pronto soccorso è che al centro antiviolenza accedono donne vittime di violenza, quindi, mentre a un pronto soccorso hanno il grave compito di attuare un processo di differenziazione tra quella che è una donna vittima di violenza e una donna che è caduta dalle scale. Abbiamo visto, no, Orietta, in tutti i corsi che abbiamo fatto insieme, che se non ci fossero le scale non ci sarebbe neanche la donna vittima di violenza, nel senso che spesso certo, la scusa è un po' questa. La comunicazione con la donna vittima di violenza la paragoniamo spesso alla comunicazione come un bambino, perché la donna arriva dopo un percorso di violenza psicologica, certo, di caduta dell'autostima, che dura da moltissimi anni, anche da 30 anni. Ha paura, ha un non verbale che parla, infatti Orietta diceva bene, molto spesso è proprio, sappiamo che noi comunichiamo, certo, molto con il nostro non verbale. Non sa se fidarsi, perché è certo, in un processo in cui non sa se può fidarsi, e spesso la domanda classica che facciamo è: signora, a casa tutto bene?
e a volte si apre un mondo, quindi domande aperte, la donna si contraddice e questo non deve essere interpretato come lei, è proprio la conseguenza di un percorso di vittimizzazione durato tantissimi anni che l'ha portata ovviamente, lo dicono bene, insomma sono proprio l'Organizzazione Mondiale della Sanità che propone le life skill, che sono la persona per stare bene deve avere determinate competenze, quindi un sufficiente grado di autostima, una capacità di problem solving, determinate competenze che la persona deve avere per star bene. Quando arriva la prima sberla finisce l'amore e inizia il possesso e quindi chiaramente però c'è una difficoltà nella comunicazione e quindi domande aperte, la donna viene posta al centro, entra in un luogo dove è creduta, questo per lei è importantissimo, è creduta nella sua sofferenza, è creduta in tutto ciò che lei racconta. Poi la decisione sarà sua, ma noi la accompagniamo in quel percorso di empowerment, in quel percorso spesso la inviamo al pronto soccorso, magari non denuncia, ma è già entrata in una rete e quindi questo è importante, no? Comunque questa rete multidisciplinare che è fondamentale oggi. Credo sia anche, no, che sia necessario anche capire che chi si è non per quello che ci è successo e quindi ci vuole appunto un percorso di riabilitazione. Sì, esatto, esattamente. Siamo quasi alla fine, un consiglio alle donne, perché non tutte denunciano, purtroppo lo sappiamo, c'è ancora molta paura, c'è ancora molto timore, c'è anche molta vergogna nel dire quello che accade tra le mura domestiche. Un consiglio veloce da dare alle donne? Ma innanzitutto che la violenza si configura come un reato, dobbiamo nominare la violenza. Le donne possono fare un accesso anche al centro antiviolenza via la massima riservatezza, gratuità, per cui possono venire e raccontare, noi non abbiamo l'obbligo della denuncia, quindi possono trovare un luogo dove aprirsi ed è un momento iniziale che ha soltanto loro nella massima riservatezza. Ricordiamo comunque il 1522 che è il numero del call center nazionale, aperto 365 giorni l'anno, 24 ore su 24, che dà il numero del centro antiviolenza più vicino alla donna. Faccia questo passaggio o comunque l'importante poi rispetto alle forze al pronto soccorso che accedano al pronto soccorso, perché un domani il referto del pronto soccorso è importantissimo poi in sede giudiziale. Quindi. No, condivido e poi anch'io mi associo sulla gratuità dell'accesso rispetto alle vittime di violenza, quindi non si paga il ticket. E che cerchino di comunicarcelo, che insomma trovano operatori infermieri esperti formati a loro disposizione. Vi ringrazio, ringrazio tutti, ringrazio per essere stati qua con noi, siamo arrivati veramente alla conclusione, quindi vi do appuntamento a domani, grazie davvero per averci seguito, arrivederci.